Maestro Nadai, un nuovo appuntamento musicale qui a Farra di Soligo. Oggi il pubblico che cosa deve aspettarsi o comunque cosa avete riservato? Beh, innanzitutto abbiamo riservato un tris di solisti fenomenali. Abbiamo la Margherita Spicci, giovanissima arpista, però con un talento straordinario, e Bastanzetti, un violinista meraviglioso che farà le variazioni dal Carnevale di Venezia di Paganini, e il maestro Massimo Scatolin, uno dei chitarristi più conosciuti al mondo, che eseguirà il concerto in Re maggiore di Antonio Vivaldi con la piccola orchestra veneta. Allora, la particolarità di questo, diciamo, fine centenario è che eseguiremo la prima parte dei 7 vizi capitali di Don Mansueto Biezer in prima esecuzione assoluta. Non sono mai stati eseguiti prima. Gli altri, oggi ne eseguiamo 2, gli altri 3 li faremo a fine marzo e gli ultimi 2 che resteranno il mercoledì santo a Pieve di Soligo. Qual è l'obiettivo, comunque il messaggio che volete trasmettere con questi concerti a un pubblico sia specialistico che non specialistico? Ma il messaggio è quello di sempre, di far ascoltare quanto è bella la musica. Noi viviamo in un territorio meraviglioso, suoniamo normalmente nelle chiesette in posti particolari, eccetera. Esaltiamo la bellezza di di questo nostro sito UNESCO. Un'altra cosa, abbiamo un pubblico che ci segue anche da lontano, vengono da Venezia, da Vicenza, Verona, Treviso, Vittorio Veneto, Pordenone, Sacile e quant'altro. E questa è la garanzia che l'offerta è di valore.